Che bilanci il 2017? Dal punto di vista economico buono, perché abbiamo un attivo anche se di poco, anche perché che la nostra politica, quella che se avanza un € deve essere spesa per il benessere della struttura. Quindi noi abbiamo sempre proposto di andare al pareggio usando tutte le risorse per migliorare la qualità del servizio. Questa è la prima cosa. La seconda, abbiamo ovviamente puntato a migliorare sempre di più la qualità del servizio che noi diamo. Abbiamo fatto anche degli investimenti importanti e cerchiamo di dare ai nostri ospiti sempre delle opportunità per poter andare all'esterno, sempre per collegarsi con la città. La prima questione è quella che la struttura è aperta dalle 8 del mattino alle 8 di sera e chiunque può entrare e verificare, cioè diciamo trovare amici, trovare parenti, e noi siamo sempre aperti a qualsiasi tipo di osservazione anche, obiettivamente. Questa è la prima cosa. Abbiamo dei controlli diretti dalle strutture sanitarie, abbiamo che verificano gli standard che noi portiamo avanti durante il nostro lavoro, e quindi io credo che più di così diventa quasi impossibile gestire una struttura così complessa come questa. Ancora una cosa prima di passare al nuovo Presidente e raccontare qualcosa del passato di lei ancora. C'è qualcosa nel 2017 che vuole ricordare con piacere, o qualche progetto che secondo lei è andato a buon fine in maniera positiva? Come accennavo, ci sono dei progetti, abbiamo portato avanti il completamento della struttura sul tetto dei pannelli solari per quanto riguarda il risparmio energetico. È stato un investimento che abbiamo fatto noi, perché abbiamo pensato anche al futuro, evidentemente. Questa è la prima cosa dal punto di vista della struttura come investimento pesante. E invece per quanto riguarda la qualità dei nostri ospiti, abbiamo cercato di, tramite delle iniziative anche culturali, per esempio, ne porto come esempio fra tutti questa visita che abbiamo fatto a Milano con gli ospiti che erano in grado di partecipare alla visita, perché qui non è che abbiamo molta gente autosufficiente che possa portare. Siamo andati a Milano perché abbiamo organizzato una mostra fotografica e che una società milanese ci ha invitato a presentarla, e quei pochi anziani che sono venuti, per loro è stato portarli a vedere il Duomo, andare in piazza, e per loro è stata una grande novità. Allora, Presidente uscente, allora lasciamo una bella struttura al nuovo Presidente. Io spero. L'unica tranquillità è che l'amministrazione ha scelto una persona adeguata, ovviamente molto meglio di me, per il futuro dell'Ocesa. Lui è un signore, il Presidente uscente, però credo che sicuramente sia bello che ci sia questo rapporto e questo pensare comune tra il vecchio Presidente e il nuovo, e sia di garanzia anche per il futuro. Certo, diciamo che l'eredità è importante, è un'eredità molto impegnativa per gli altissimi livelli che i servizi che la Stella Polare offre e ha offerto in questi ultimi 13 anni.
Il compito mio e nostro, perché poi siamo in 3 nel Consiglio di amministrazione, è quello di cercare di portare avanti questa passione, perché noi ereditiamo un impegno, ma ereditiamo anche una passione delle persone che ci hanno preceduto. E questo è un dovere, è un compito e credo anche che sia rispettoso nei confronti di chi ci ha preceduto, nei confronti di chi ci ha dato il mandato, che è il Comune di Sestri, andare avanti su questa strada. L'ingresso c'è stato quest'estate ad agosto, è passato solo qualche mese. Che prima impressione è stata così sul campo? Ripeto, l'impegno non è del tutto così semplice e così facile, però Franco mi aveva preparato bene, ecco, da questo punto di vista, e quindi... Poi non è fuggito, si può sempre sentire, no? Franco continua a essere a nostra disposizione come aiuto, come consiglio, e quando abbiamo bisogno lo chiamiamo e lo chiamiamo. Bene, allora io credo che un presidente... Quanti anni è stato presidente lei? 13 anni. 13. È un bel pezzo, avevo diritto di riposarmi un po', mi sembra di sì. Va bene, allora credo che così in tanti la vorrebbero ringraziare, prendiamo lo spunto per poter ringraziarlo, Davide, mi sento che il sentimento sia questo. Assolutamente sì, un grosso ringraziamento a Franco per quello che ha fatto e per l'insegnamento che ci ha lasciato. E invece quale consiglio diamo a Davide? Davide credo che non abbia bisogno di consigli, per dire la verità. Io credo che abbia le capacità, la serenità e l'umanità per portare avanti questa esperienza. Bene, allora facciamo finta che sia il passaggio ufficiale, una stretta di mano. Ecco, così. Ecco. Facciamo in diretta anche con Telepace un passaggio di consegna. Allora buon lavoro. Grazie. Come va qua? Va bene, ma è un paradiso. Cosa giochiamo? Giochiamo a binacolo. E che segole? Lei segue la scala 40 e poi lei è in binacolo. È moderno. E chi vince? Un po' per ora, passiamo il tempo. Le carte sono da scala 40? Sì. E mi sono messo a fare poesie, che anche dentro. Mi ha detto con la foto di quadri? Sì, scusate che l'ho visto da città. Poi li vediamo. Sì. E lo spettatore per chi tifa lei? Per nessuno, per quello che guarda tifo. Bravo. E chi è che vinse in genere? Più bravo, buono. Waldo? Waldo. E come va chi invece? Siamo qui. Quando siamo qui non è che sia quella dia. Ah, sai che sta bene, no? Insomma, se battiamo. Bene. Come si chiama? Mario. E invece sto signore che? Sì, qui si sta abbastanza bene. Porgo i saluti a tutto quanto la comunità. Ma lei è venuta per il bilancio? Sì, Ah. Ma noi il bilancio lo facciamo qua con voi, i numeri sono un'altra cosa. Ho capito. Grazie dell'intervista. Ma si diverte a questo gioco? Ah sì, io perdo, lui è vincente. È un vincente lui? Lui sì, alle carte sì. Ma per chi tiene lei? Per il Genoa o per la Sampdoria? E io sono genuano. Genuano, e allora è abituato a soffrire. Invece Waldo? Ma quando c'hai i meriti bisogna darceli, però quando sbagliano bisogna anche dire le cose come stanno. E Mario per chi tifa? Per nessuno, perché non mi piace il calcio. E cosa le piace? Ma io andavo in barca a vela. Ah beh, allora bravo. E cosa faceva? Io sono stato carpentiere navale, in legno. Bene, allora buon proseguimento, Mario, Aldo e Mario.
Buonasera. Vediamo un po' qua in questo incontro cosa facciamo. Lei è l'insegnante? Animatrice. Come si chiama? Loredana. Cosa stiamo facendo con questo bel gruppo? Crociate, parole crociate. Ah, una domanda a testa? No, a chi viene in mente prima ci aiutiamo a vicenda, vero? Anche chi dice di non essere bravo poi saltano fuori le risposte, sì sì. È un bel divertimento, no? Sì sì, è interessante, è un lavoro insieme di questo tipo, vero signora? Anche lei che diceva non le so, poi... Ne facciamo un po' una in diretta. Una in diretta? Allora, vortice nell'acqua. Gorgo, lo dico un po' perché è stata troppo brava lei. Gorgo. Benissimo. È giusto? Allora facciamo la seconda. La seconda, allora, ecco sì, infatti no, non arrivo. Lo rompono i fiumi in piena. Sì, a lei è un po' troppo. Lei? Gli argini. Bravissima. Sì, ci vorrebbero i pulsanti. Qua. Ma gli uomini, insomma, bisogna un po' rispondere, perché sennò facciamo una terza. No, ma sono così bravi, no? Bravi, sono molto bravi, devo cercare qualcosa di consono. Allora. Chiarore boreale. Ecco. Ora. Ancora una. Allora. Sì, di questa è fattibile. Relativa alla morale. Vabbè, niente. Basta. Con questa la volevamo fare un po' rallentare lei, ma dobbiamo dargli la medaglia. È difficile stare al passo. Ripetiamo allora. Etica. Ecco. Lei e la signora ci conosciamo già, mi sembra. Nina Zolezzi. Ma ci siamo già visti in questi anni? Ci siamo incontrati, non ricordo l'anno adesso. In questi anni? Ecco, in questi Lei anni. sta sempre in forma. Ho compiuto 87 anni. Cosa vuole che siano? Tanti paesi? Poi vengo, Sta bene qua alle Due Palme? Benissimo. Per Cosa fa tutto il giorno? la vita. E partecipiamo, vede, cruciverba, musica, atletica leggera, pet therapy, palestra. Però studia anche, perché le parole crociate le fa subito così, non riesce nemmeno a finire la domanda. Insomma, cerco di fare il mio meglio. Cos'è che ieri sera ho indovinato immediatamente la parola della ghigliottina, dell'eredità? Lei dovrebbe andare all'eredità. Sì. La mandiamo. Lei cosa fa? Adesso faccio il pensionato. Il pensionato. Facevo l'ingegnere. E come si trova con queste animatrici? Mi trovo molto bene. Si fraternizza. Bene, allora, cara animatrice, la lascio nel suo... Adesso farei ancora l'ultimissima, vedere se sbaglia la signora, perché non è possibile. È più difficile stare il suo passo. È cosparsa di crateri. Siamo sempre lì. Dovremmo consegnarle il premio. Grazie. Va bene. E la signora qua vicino che magari non può copiare un po' qualcosa. Io non mi riprendo. No, ecco sì che ci ha suggerito prima, la figlia di Ramazzotti, sì. Che si chiama? Perché ha detto una parola, Aurora. Che stavamo dicendo prima. Aurora. Sì. C'è la canzone, gli ha fatto la canzone. Ci ha aiutato lei. Le piace la canzone? Sì, mi piace. Che musica le piace? E un po' tutta. La musica da ballo. Da ballo? Ma è liscio? Un po' tutta. Liscio, valse, mazurka. Ai miei tempi erano quelli. Ci andava sempre a ballare. Purtroppo sì. Adesso discoteche, no? Oh, le discoteche non ne parliamo, ma adesso le gambe che non reggo. Oh, ma mi piaceva.
Va bene. Prende. No, possiamo mandarla in onda, no? Sì, no? Quelli che mi vedono. E poi la conosceranno. Luisa Botto. Va bene, vi salutiamo e vi lasciamo alle vostre parole crociate. Come si chiama, signora? Mazzarina. Rina, la signora Rina, lei? Irma. Irma. Bene, e come va la vita da queste parti? Bene adesso. Sta bene. Di dov'è lei? Di qua. Di Sestri Levante? Ma è tanto che è qua? Tanto. Perciò conosce bene tutta l'organizzazione. Insomma. Poi siete anche in compagnia, no? Sì. E lei, signora? Sì, sto bene qua, ci sto bene. Ci sta male. E sto bene, le dicevo che ci sto bene e basta. Lei arriva? Da Genova. È una genovese? È una genovese, sì. Ah, brava. Camogli. Lei di Camogli? Sì, di Camogli. E lei? Di Genova. E come ha conosciuto questo posto? E io l'ho conosciuto perché ho visto lei non l'avevo presente perché a San Salvatore si vedeva sempre, E l'ho visto, vedo che il signore era a San Salvatore. Allora. Sì, siamo sempre lì. Sì. Allora... te lo dico io. Cosa faceva nella vita lei? Nella vita facevo l'impiegato. Dove? Ero la rinascente, in ufficio, tenevo stipendi, libro mastro e tutto quanto, sì. Adesso ha sentito che l'hanno chiusa? Sì. Chissà come mai che l'avranno chiusa, era meno quando c'ero io, era fiorente. Sì. Chissà. Difatti strano, c'eravate in tanti lì, no? Sì, c'eravamo in tanti, sì. E l'ho sentito dire e dicevo chissà come mai. No. Va bene, cara signora, la salutiamo. Grazie. Salutiamo anche la genovese. Da dove viene lei? Io? Da Telepace vengo. A Telepace? Segue Telepace lei? Non vediamo niente, guardi che cosa. Cercate di metterla sul numero 15, ditelo se vi vedete Telepace. Ma guardi come si vede male. E magari qua è un punto che non si prende bene, lo diciamo ai tecnici di verificare. Sotto bene, chissà. Allora, arrivederci. Arrivederci e grazie. Arrivederci. Signora, la salutiamo. Arrivederci. Tante belle cose, Lei. Un bilancio in totale sinergia tra pubblico e privato. Assolutamente sì, questa è una sfida che Stella Polare porta avanti dalla sua nascita, quindi dal 2006, quella di mettere insieme le esigenze del pubblico, quindi della casa di riposo di proprietà del comune di Sestri Levante, con la professionalità del privato che opera all'interno della casa di riposo, appunto perché un comune non avrebbe la possibilità di gestire direttamente delle strutture così complesse e quindi si rifà, diciamo, al privato, ma anche a una mission condivisa che è quella di tenere il più aperta possibile la struttura, di permettere di vivere la città nonostante sia una struttura chiusa, perché protegge in qualche modo le persone che sono all'interno, e quindi diciamo che forse questo punto è sempre stato importante proprio in questa condivisione di questo grande scopo che è gestire la casa di riposo degli anziani di Sestri Levante. Il bilancio che ci ha tenuto il Presidente dice finisce in pareggio, l'obiettivo è quello. Certo, non è comunque un'attività di lucro, ma è un'attività che si sostiene sulle rette che paga l'azienda sanitaria, che comunque sono previste per l'accreditamento, le rette alberghiere che pagano le famiglie e l'integrazione che fa il comune per i cittadini più indigenti. E tutto questo deve andare a coprire i servizi erogati, quindi sicuramente è un'attività fiorente, ma un'attività che deve stare in pareggio e non in avanzo, perché questo deve essere. Ecco, parlando di bilancio sociale porta a non parlare solo di numeri, no?
E allora in quella direzione mi sembra così, non è la prima volta che ci capita di essere da queste parti, ma che si respiri un clima familiare anche tra gli ospiti. È vero questo oppure no? Sì, questo è vero, sicuramente le leggi e comunque gli obblighi che ci sono per tenere in piedi una struttura che sia anche sicura dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sociale, impongono un certo rigore, ma è anche vero che nel rigore si può comunque sempre tenere presente la persona e far sì che possa comunque mantenere le sue relazioni, che possa mantenere i suoi oggetti, che possa comunque continuare a vivere anche se cambia casa ed entra nella casa di tutti i cittadini, e questo è importante ed è sempre stato condiviso con chi lavora qua anche dal precedente consiglio di amministrazione. Io ricordo soprattutto Mariangela Milanta, che ha sempre messo come caposaldo proprio quello dell'apertura di una vita dignitosa e che possa mantenere comunque una sua attività sociale anche dentro una casa di riposo. Oltre al bilancio sociale e ai numeri c'è questa attenzione per le persone. Sì, cioè le persone qui sono veramente al centro di tutti i servizi che vengono offerti all'interno, ma anche della nostra comunità. Intanto vorrei dire che i familiari sono molto contenti, però li seguono anche molto, vengono spessissimo. Ho fatto anche qui un'analisi delle persone che non ricevono visite, e sono pochissime, in genere ricevono le visite dei familiari. Poi ci sono i volontari, l'AVO è presente tutti i giorni con 2 operatori, uno al mattino e uno al pomeriggio, ed è molto importante perché contribuisce concretamente anche per i pranzi di quelli che hanno difficoltà a mangiare da soli, ma anche per la compagnia che fa, per l'ascolto, eccetera. Poi ci sono le presenze di altri volontari che sono qui per portare un contributo, cioè l'importante è che l'anziano sia incluso nella società nella quale la struttura si trova, e qui gli anziani sono veramente inclusi, sono parte sia della struttura ma anche parte della comunità più allargata. Vorrei anche ricordare un aspetto che per gli anziani che abbiamo oggi, non so se sarà anche per quelli di domani, per quelli che abbiamo oggi è l'aspetto religioso, cioè gli anziani hanno avuto un passato con una fede religiosa eccetera, e questi aspetti spirituali della loro vita vanno curati, e noi abbiamo prestato anche attenzione a questi aspetti, in modo che gli anziani hanno la messa tutte le settimane, naturalmente chi lo vuole, ma partecipano in molti, hanno degli animatori religiosi che vengono qua, hanno Don Luciano che dà un grosso contributo, e 1 o 2 volte l'anno anche la presenza del vescovo che gradiscono molto, quindi mi pare che sono inseriti sia civilmente ma anche dal punto di vista religioso, cioè è un'accoglienza completa che viene fatta per loro. Allora tu andrai in pensione come consigliere del Consiglio di amministrazione, ti senti di ringraziare un pochino tutte le persone che hanno condiviso con voi in questo tuo periodo? Senz'altro, noi andiamo in pensione perché la legge ci obbliga ad andare in pensione, e poi perché è giusto che ci sia un ricambio, insomma, come persone nuove che possono portare novità eccetera. Io ringrazio i nuovi amministratori, li conosco personalmente, sono persone molto serie che hanno accettato con entusiasmo questo incarico e quindi saranno presenti. D'altra parte io continuerò come volontaria a occuparmi della struttura, perché è una struttura che, come dicevo, amo moltissimo, a cui tengo moltissimo, e quindi per quanto potrò darò sempre il mio contributo.